Venerdì 20 gennaio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno e diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle due testate bellunesi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno, ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano un richiamo in merito agli incendi, controlli in tutti gli alberghi, la sicurezza come priorità per gli ospiti. Dopo la revoca della licenza al Miramonti di Cortina, il prefetto annuncia: voglio i certificati di prevenzione sulla mia scrivania. Dopo il caso del Miramonti Majestics Grand Hotel di Cortina d'Ampezzo, chiuso per carenze relative alle norme antincendio, il prefetto Mariano Savastano annuncia un giro di vite sugli alberghi in vista delle Olimpiadi 2026. Si spendono soldi per adeguare gli alberghi contro le barriere architettoniche e oggi scopriamo che ci sono hotel che non hanno la prevenzione incendi. Quindi sì, chiederò agli alberghi di conoscere se hanno i certificati di prevenzione antincendio in vista delle Olimpiadi del 2026. Li vorrò sul mio tavolo perché sono per la prevenzione, sono anche una persona che costruisce e voglio che ai Giochi Olimpici sia tutto perfetto. Intanto tutti gli enti sono al lavoro per venire incontro alla proprietà che si è vista sospendere la licenza alberghiera con un'ordinanza del sindaco Gianluca Lorenzi. Lunedì un tavolo in prefettura. Foto di copertina: la Mon Ponte Serra riparte 2 mesi dopo la distruzione. Riapre il bar dell'hotel bruciato e in questo scatto vediamo il titolare Davide Maria Pante al lavoro per la riapertura. Accoglienza in provincia di Belluno, trovati gli alloggi, evitato al trasloco di 27 ucraini, 27 resteranno a Belluno, ha annunciato ieri il sindaco Oscar De Pellegrin, ma il caso dei profughi sfrattati è ormai scoppiato e coinvolge tutti, dalla politica alla diocesi. Il vescovo Renato Marangoni, che si è detto stupito della decisione di mandare queste persone nel Vicentino, eppure dalle riunioni in prefettura iniziate il 27 ottobre scorso, la diocesi è sempre stata coinvolta. Il vescovo vuol mandare un messaggio che la diocesi forse sia diaspora che sia disposta ad accoglierli, ha detto il prefetto. Nessuno è stato tenuto all'oscuro. Dalle sue parole ha dedotto che il vescovo mediti di poterli accogliere al centro Papa Luciani. Belluno chiede foto intime a una tredicenne, la mamma lo scopre e patteggia 6 mesi. Continui pacchi regalo recapitati in casa destinati alla figlia tredicenne. La madre della ragazzina bellunese ha voluto vederci chiaro: quei regali erano il premio che un ragazzo molto più grande di lei, un ventenne, le dava per le sue foto intime. Ieri ha patteggiato 6 mesi di reclusione per adescamento di minore. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: badanti, 2000 in provincia non bastano. Sono 2000 le assistenti familiari in provincia, il 40% sono in attesa di essere regolarizzate, ma lo avete sentito, comunque non bastano. E adesso a Cortina per i mondiali di per la Coppa del Mondo di sci, goccia e scifrin sull'Olimpia, la sfida mondiale. Partenza alle 10:15, con il 35 scenderà la Cadorina Dolmen. Il personaggio Johnny Feltrin guida la squadra italiana, dalla sua Fortogna arriveranno in 100. Johnny Feltrin di Fortogna, nessun meglio di lui conosce i segreti dell'Olimpia delle Tofane, è il responsabile delle azzurre da anni. Oggi sarà il via per dare le ultime disposizioni e dalla sua Fortogna arriveranno 100 suoi paesani per tifare azzurre. Sempre dallo sport, biathlon, 2 errori costano cari a Elisa Vitozzi ad Anterselva è soltanto 13ª. Vigo di Cadore, Rogo a Laggio, il fuoco divora un immobile di 4 piani. Ancora a Comelico, blitz del Ministero contro la bocciatura del TAR. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Anche il Corriere delle Alpi mette in primo piano la situazione della sicurezza negli alberghi bellunesi. Licenza sospesa, 3 giorni per liberare le stanze del Miramonti. L'hotel si difende, mai avuto prima contestazioni. Il prefetto: tutti gli alberghi mostrino le carte. Il cliente che chiamò i vigili del fuoco era un immobiliarista a caccia di occasioni. Belluno un primo passo, alloggi per far restare la metà degli ucraini, stesso richiamo che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. È ancora inchiesta riaperta, 11 indagati per una bomber Zornitta, pronto verificate. La posizione di 10 di loro è già stata vagliata e archiviata, l'ultimo è un nome citato da una fonte poco attendibile. Ponte nelle Alpi, sala conferenze e posti macchina grazie al patto con Ammon. A Oronzo Comerico, vincoli, sorpresa il Ministero appoggia la tesi ambientalista. E la foto di copertina ci porta a Laggio di Cadore.
ore brucia il tetto di una casa, la mansarda andata distrutta. Fiamme alte a Laggio, frazione di Vigo. Attorno alle 18 di ieri sera è andato a fuoco l'intero tetto di un'abitazione nei pressi del centro del paese. Interamente distrutta la mansarda con danni provocati anche al piano di sotto. Nessuno degli inquilini è rimasto coinvolto. Le storie del Corriere delle Alpi ci portano a Borgo Valbelluna, al Willis Bar, 30 anni di vita di una comunità, e ovviamente ci sarà l'approfondimento riferito alla Coppa del Mondo di sci da pagina 34 a pagina 35. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Come sempre addentriamoci al suo interno, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, pensioni, lo scontro. Al primo vertice non c'è ancora una proposta, ma è già spaccatura tra esecutivo e sindacati. La ministra Calderone: da voi nessuna idea, le sigle tutto generico, nulla di concreto. Questa è la dichiarazione di Maurizio Landini, segretario generale CGIL. Vogliamo iniziare la trattativa, ma la discussione deve partire dalla nostra piattaforma. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL: forse Calderone era distratta quando abbiamo portato il nostro piano alla Premier. Ed ecco i numeri che troverete a pagina 2 del Corriere delle Alpi. Sistema della previdenza italiana, 518 miliardi il costo annuo del welfare, previdenza, assistenza e sanità, di cui il 52% la sua quota sul totale della spesa pubblica italiana. 144 miliardi il costo annuo della sola voce assistenza, raddoppiato dal 2008. 27 miliardi il costo annuo dell'eventuale adeguamento a 1.000 euro delle pensioni minime. I pensionati sono 16,1 milioni, gli assegni di pensione 22,7 milioni. Pensionati che godono anche di misure di assistenza totale o parziale sono 7 milioni. Rottura al tavolo con i benzinai, i distributori si fermano 48 ore, non basta l'apertura sui prezzi da esporre, i gestori delusi dal ministro Urso. Quindi lo sciopero è confermato nelle giornate del 25 e 26 gennaio in tutta Italia. Notizie adesso che riguardano Valdis Dombrovskis. L'Italia è sulla strada giusta, ma nel 2023 faccia le riforme. Il vicepresidente della Commissione UE: sui conti flessibilità per chi rispetta gli impegni. L'Europa rischia di pagare caro il piano degli Stati Uniti per l'industria, pronti a un fondo comune. Questa è una delle dichiarazioni che troverete in questa intervista. Le prospettive: crescita sopra le attese, la recessione si può evitare, è decisiva la guerra. Il MES va ripensato, non lo ha voluto nessuno, neanche per la crisi Covid. Sempre per quanto riguarda i nodi del governo, pagina 4, il Nordio furioso, il ministro: il Parlamento non sia supino ai PM e attacca l'antimafia, l'opposizione protesta. Andiamo a pagina 6, la sedia vuota, Messina Denaro ha rinunciato a presenziare in videoconferenza al processo d'appello per le stragi, il boss ha anche rifiutato le cure di chemioterapia già predisposte, voglio la visita del mio medico. Notizia approfondimento riferito appunto alla cattura di Matteo Messina Denaro, che era latitante da 30 anni. E sempre in merito alla sua cattura, note, numeri di telefono e un poster del padrino scovato al terzo rifugio. Sequestrata ieri l'abitazione della mamma del prestanome Andrea Bonafede, interrogato l'autista, non sapevo fosse lui, ma viveva di fianco al covo. Compromesso sulle nomine, Tesoro, Barbieri sostituisce Rivera, siamo a pagina 8, Giorgetti anticipa la riorganizzazione del ministero, partecipate slegate dalle finanze, in poi per gestire c'è Turicchi. Ma andiamo avanti con notizie di carattere internazionale che troviamo a pagina 9, la guerra dei tank, siamo in Ucraina, braccio di ferro Stati Uniti-Germania, Berlino disposta a cedere sulla fornitura di Leopard solo se Washington invierà i suoi Abrams. E adesso siamo in Veneto con pagina 10, la variante Kraken è arrivata, 2 casi sono stati individuati a Mestre, mentre gli altri 2 sono stati scovati nelle province di Verona e di Vicenza. Parliamo di questa nuova variante del Covid-19. Notizia di spalle, influenza, casi in calo, ma superano i 600.000. La nuova sottovariante è contagiosa e resistente agli anticorpi da vaccini o precedenti infezioni. Sempre dal Veneto, a livello economico, pagina 11, il buon vivere, il Veneto delle ombrette si trasforma nella piccola patria di cuochi e gourmet. In 10 anni sono scomparsi moltissimi bar e al loro posto sono sorti ristoranti di ogni tipo e livello, in particolare a Venezia, una conseguenza dell'aumento del turismo ma anche della quasi impossibilità di sbarcare lunario vendendo solo caffè.
È morto Pumba, maialino star di Instagram, deceduto dopo un'operazione al femore. Era diventato la mascotte con 270.000 followers dell'agriturismo vegano Angolo di Paradiso in provincia di Vicenza. Ma adesso parliamo di Belluno, siamo a pagina 17. Il caso: uno spiraglio per l'accoglienza, alloggi per far restare 27 ucraini. Il comune centra un primo obiettivo, la prefettura incalza la diocesi, aiutateci con chi resta fuori. Si apre qualche spiraglio per i 64 profughi ucraini che entro il 29 gennaio dovranno lasciare l'ex caserma dei Vigili del Fuoco per essere trasferiti nell'altopiano di Asiago. Nonostante nei giorni scorsi l'amministrazione comunale avesse confessato di non aver trovato immobili per accogliere questi rifugiati, ieri è arrivata la notizia che, oltre ai 16 ucraini che avevano già deciso di rimanere a Belluno, Palazzo Rosso è riuscito a trovare alloggi anche per altri 11 scampati dalla guerra, per un totale di 27. Le lacrime dei bimbi non vogliono andare via, ma essere preoccupate, la difficile situazione rimbalza a scuola. Siamo a pagina 18, la Giunta approva il bilancio, nessun aumento delle tasse, notizia che riguarda il capoluogo bellunese. IMU, IRPEF e tariffa rifiuti restano invariate, confermate le spese per il sociale, tagliati alcuni contributi per risparmiare, preoccupano partecipate e caro energie. Opere pubbliche, via i cantieri del PNRR, ma ci sono pochi soldi per asfalti e altri lavori, notizia sempre riferita al capoluogo bellunese. A pagina 19, ambiente, al via la mappatura dei siti con rischio idrogeologico, sindaci chiamati a compilare in fretta gli elenchi delle aree più critiche, così possiamo accedere ai fondi e iniziare ad intervenire nei punti neri. Gestione dell'emergenza, centro coordinamento soccorsi, appalti chiusi a febbraio, si riparte. Passiamo a pagina 20, case, Cortina la regina dei prezzi più alti, a Belluno l'usato si vende a 1.200 euro al metro quadro. L'analisi del mercato immobiliare mostra una flessione dei costi per l'acquisto nel capoluogo e in Val Belluna. Pagina 21, solidarietà, la spesa della Croce Rossa alle famiglie in difficoltà, i numeri sono in crescita. Notizia di spalle, fatto di cronaca giudiziaria, condannati i ladri accusati di 66 colpi in mezzo al nord-est. L'iniziativa Come le aquile in volo, le Dolomiti protagoniste alla mostra in prefettura. Siamo alla prefettura di Belluno, la mostra sarà aperta fino al 3 di febbraio. Pagina 23, Feltre, manovre pericolose, danni alle auto, parcheggio del liceo come in un rodeo, dura circolare del preside Mario Baldasso che richiama alunni, genitori e docenti a un comportamento civile. Elencati 9 punti per un utilizzo corretto del piazzale, con invito ai ragazzi di cercare di arrivare a piedi all'istituto. Sempre da Feltre, mostra dell'artigianato, il comitato è già operativo, sarà una edizione ricca. E continuiamo con Feltre, anzi in questo caso spostiamoci a Lamon. 2 mesi fa il furioso incendio, domani riapre Ponte Serra. I proprietari Davide Pante e Deborah Riga sono stati di parola, pronti e con tanto entusiasmo. La settimana prossima sarà possibile tornare a usufruire anche della sala ristorante. Finita l'inchiesta, spero si possa arrivare a una prima tranche del risarcimento. Ieri sono stati rimossi i New Jersey, ripristinando il traffico regolare sulla strada regionale 50. Queste alcune dichiarazioni del titolare che vediamo in questo scatto, Davide Pante. Caserma Zanitelli, ancora da Feltre, il comune accelera l'iter per il progettone da 5,7 milioni. Notizie anche da Santa Giustina, in classe fino alle 13:50, giochi fatti per gli orari della scuola media. E adesso a Fonzaso, incidente a Pedesalto, aperto un fascicolo per omicidio stradale. La comunità fonzasina è vicina alla famiglia Macagnani, il 28enne che ha provocato lo scontro è prostrato dal dolore. Cesio Maggiore, furti di vasi e fiori nei cimiteri comunali. E spostiamoci a pagina 25 con le storie del Corriere delle Alpi, Willis Bar e Villa di Villa, 30 anni di porte aperte nel cuore della comunità. L'approfondimento in merito a questo storico locale del comune di Borgo Valbelluna. Ponte nelle Alpi, nuovo stabilimento a Cima e Pra, addirittura il progetto Amon, fissata la conferenza dei servizi, previsti fino a 100 posti di lavoro. Il sindaco Vendramini, ora servono case, ed ecco in questo scatto come apparirà il nuovo stabilimento Amon in una ricostruzione del progetto firmato da Castellani e Giacomini. Sempre da Ponte nelle Alpi, giovani in biblioteca con il servizio civile. E ancora ex poste, piazza 9 ottobre, sarà l'anno degli interventi, notizia che ci porta a Longarone. L'assessore Elena De Bona fa il punto sulle 2 ristrutturazioni, l'aumento dei materiali ci ha frenati, ma questa volta si ripartirà.
Notizie dell'Agordino con pagina 27, Taibon, Valle di San Lucano e Tegnas, la giunta fissa le priorità. L'assessore Soccol va completata l'area polivalente in riva al torrente, alle peschiere progetto per le sponde, ma è al palo l'affidamento della baita. A Gordo Parcheggi Luxottica arrivano il contaposti e la sbarra automatica, Ecocentri, la Valle e Cencenighe tornano i vecchi orari. E adesso spostiamoci a Cortina con la notizia che ha aperto sia l'edizione del Gazzettino sia l'edizione del Corriere delle Alpi. 3 giorni per liberare le stanze, l'hotel mette in campo gli avvocati. Il prefetto, mancano misure di sicurezza indispensabili, la difesa ha mai ricevuto prima contestazioni formali. Entro domenica il Miramonti Majestics dovrà chiudere i battenti. L'ordinanza di sospensione della licenza firmata dal sindaco Gianluca Lorenzi il 18 gennaio è stata notificata ieri mattina dai vigili urbani e la polizia. Pochissimi giorni di tempo dunque per trovare alternative ai circa 200 ospiti e bloccare le prenotazioni ricevute nel frattempo e capire anche la destinazione del centinaio di persone che vi lavorano. Noi siamo aperti e operativi, rispondevano ieri pomeriggio dalla reception del Grand Hotel, a cui è stata sospesa la licenza di ricettività alberghiera a causa delle carenze in materia di sicurezza antincendio rilevate dai vigili del fuoco già a settembre 2022. Chiederò a tutti gli alberghi di dimostrare le certificazioni. Il prefetto serra i controlli in vista delle Olimpiadi del 2026. Previsto lunedì un tavolo con tutti gli attori della vicenda Miramonti. Quell'immobiliarista in albergo in incognito, i grandi fondi a caccia di strutture blasonate, il cliente che ha fatto esplodere il caso cerca occasioni per investire. Matteo Corsini, ho prenotato su Booking 1.000 euro 3 notti. Il Miramonti come una preda, si può fare un'asta internazionale, vacanze a tappe, sono stato anche in altre 2 strutture per lo stesso motivo. L'intervista la troverete in questa pagina del Corriere delle Alpi. Siamo a pagina 30, festa di voto, il vescovo esorta i fedeli alla ricerca del bene e guidi i nostri passi. Chiesa della Difesa, gremita per la messa solenne che ricorda l'intercessione della Vergine che bloccò i barbari nel 572. Siamo sempre a Cortina d'Ampezzo. Pieve di Cadore, rispetto al 2019, centro procreazione assistita, trattamenti aumentati del 40%. E ancora Cortina, Coppa Olimpiadi, il Comitato Sicurezza si riunisce martedì. E adesso la notizia che ha colpito la comunità di Vigo di Cadore. Siamo a Laggio di Vigo, fiamme sul tetto di un'abitazione, mansarda distrutta, nessun ferito. L'incendio intorno alle 18 in pieno centro del paese, partito probabilmente da una canna a fumare. Vediamo, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, alcuni scatti, 2 immagini dell'incendio che si è sviluppato ieri sera intorno alle 18 nella frazione di Laggio. Siamo nel comune di Vigo di Cadore. Domegge impianti sportivi, il progetto definitivo spero in primavera, questa è la dichiarazione del sindaco di Domegge. Auronzo Comelico, vincoli, la beffa, il ministero si unisce al ricorso degli ambientalisti. Sindaco Vecellio, una brutta sorpresa ma qualche sospetto ci stava avvenendo. Non solo le associazioni ambientaliste ma anche il Ministero della Cultura ha fatto ricorso contro la sentenza del TAR dell'estate scorsa che non ingessava completamente di vincoli paesaggistici i comuni di Auronzo e del Comelico, cioè Santo Stefano, San Pietro, San Nicolò Comelico Superiore e Danta. Ieri a Roma, appunto, nella sede del Consiglio di Stato, doveva tenersi la prima udienza per decidere in particolare sulla richiesta di sospensiva della sentenza del Tribunale amministrativo avanzata da Italia Nostra e da altre associazioni ambientaliste, sorpresa che l'avvocato Bruno Barel presentatosi nella capitale per conto del comune di Auronzo. Dalla rubrica Cultura e Società Cinema, il gioco alla frontiera sulla pelle dei migranti dal collettivo Zalab, un docu di denuncia. Trieste è bella di notte, racconta arrivi e respingimenti. Stefano Colizzoli tra gli autori, la linea politica è chiara. Sport bellunese, il big match di seconda categoria, Juve Mugnai Lentiai vale mezzo scudetto, la capolista sul campo della grande sorpresa. Adami, innesti mirati e valorizzazione dei giovani, Paoletti, bello essere primo con il team del mio paese. Calcio di promozione, domenica a Mas, fra Fiori Barpe e Alpago è quasi una testa a coda, è una partita delicata. E adesso la Coppa del Mondo a Cortina, Goggia. Cortina è la mia preferita, qui si vivono grandi emozioni, la bergamasca è pronta per le 2 discese libere di oggi e domani, tutti mi aspettano ma la pressione non è un problema, mi esalta. Ecco il programma di oggi, Coppa del Mondo oggi alle ore 8 ricognizione delle atlete, ore 10:15 discesa libera, ore 17 all'Alexander Girardi Hall riunione dei capisquadra, sempre alle 17 largo posto e presentazione del libro Discese speciali e giganti, ore 18 le regine storiche di Cortina sul palco, alle ore 18 ancora in piazza Angelo di Bona, premiazione della discesa libera ed estrazione pettorali per la gara di domani. Domani alle ore 10 la discesa libera, domenica alle 11:30 Super G a seguire la cerimonia di premiazione.
Hockey, cortina impresa in Slovenia, decide Parini all'overtime 2-3 il risultato finale tra Genais e Cortina Afro. Domani si gioca all'Olimpico contro gli austriaci del Salisburgo. Volley a 3, serie a 3 da roll verso il Mirandola cavalcando l'entusiasmo. Ancora sport bellunese, biathlon, Coppa del Mondo ad Anterselva, stratosferica d'oro Vierer, Lisa Vitozzi fa 2 errori e chiude al 13° posto. Sport invernali, 14 bellunesi in maglia azzurra agli Playoff di in Friuli, domani si comincia, calcio a 5, Serie D, big match per il Gemelle, si dico oggi con il Mittici. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo poco o parzialmente nuvoloso per passaggio di nuvolosità medio-alta, precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun, vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.